Andiamo a Roma per manifestare il disagio della nostra categoria. Dagli uffici alle piazze, dalla contrattazione sui prezzi al corteo di protesta, un altro settore in ginocchio, un altro tassello dell'economia senza più ossigeno. Si apre il 2013 e la categoria immobiliare mette nero su bianco gli ultimi dati utili dell'anno che si è appena concluso. Crollo del mercato e delle vendite dal veneziano a tutto il Veneto con cifre da brivido. Segneranno un calo rispetto all'anno precedente di un ulteriore 20-25%. Il 24 gennaio anche i veneti a Roma per la manifestazione nazionale della FIAIP che porterà in piazza migliaia di operatori. Obiettivo presentare il manifesto per il rilancio immobiliare, manifesto appello ai nuovi governanti che verranno, perché la situazione sta diventando insopportabile, un crollo che riguarda sia l'usato che il nuovo. Sappiamo che le famiglie oggi vendono un immobile usato spesso per andare poi a comprarsi un immobile nuovo e quindi bloccato uno blocchiamo di conseguenza anche l'altro. Meno 25% di vendite in Veneto, meno 17% a Venezia e conseguente contrazione dei prezzi. A Venezia meno 7%, centro storico escluso, in regione meno 9%. Eppure non basta far aumentare i clienti, che nel veneziano nel 2012 hanno visto diminuire il reddito pro capite di quasi il 2% rispetto al 2011. E manca comunque una certezza su quello che è il loro posto di lavoro. Ecco, questa in genere è l'incognita più grande per fargli fare il passo. Meno guadagni, meno lavoro. In un anno 300 posti di lavoro persi nel settore immobiliare, un operatore su 10. Sarà anche questo uno degli elementi su cui puntare nella manifestazione di Roma, oltre alla battaglia per il credito. Nel 2012 le banche hanno concesso il 50% di mutui e crediti in meno a chi li richiedeva. In questa situazione il mercato è immobile e si assiste sempre di più a chi cerca di vendere disperatamente per fare cassa e trovarsi in tasca un po' di soldi liquidi, un soggetto in particolare. Pensiamo a piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà e quindi tentano ad andare a monetizzare quello che è il patrimonio che hanno.